siamo appunto giunti come progetto culturale alla 42esima edizione. Quest'anno la mostra Le immagini della fantasia sarà composta da 4 sezioni più una comunque dedicata al fondatore, il maestro Stepan Zavrel. Il filo conduttore appunto di questa edizione è il gioco. Il gioco è inteso come elemento formante per quello che riguarda le bambine e i bambini, quindi come modalità nella loro evoluzione di crescita. Al contempo però per noi più grandi, diciamo così, il gioco oltre che essere riesumato, risuscitato, perché probabilmente la vita quotidiana tende ad affondare tutti quelli che sono i ricordi, le emozioni, le fantasie di quando eravamo piccoli. Ecco, comunque sotto questo profilo nel mondo adulto il gioco sta a significare comunque condivisione di regole, sta a significare libertà e sta a significare pace. Quindi 3 tematiche attualmente sentite, molto forti, visto anche il periodo che tutti quanti noi stiamo attraversando. E quando parliamo di libertà vanno intese a tutto tondo, a 360 gradi, quindi libertà come elemento che è proprio della vita umana e che parte con la nostra nascita e il nostro vivere su questa terra. E poi l'altro concetto, quello di pace, che non deve essere intesa come assenza di conflitto, di guerra, ma in senso più ampio come garanzia e rispetto di quelli che sono i diritti sociali umani di ogni cittadino, di ogni persona. Sappiamo che in molte zone del nostro pianeta questo ancora oggi nel 2024 non avviene e anche la presenza di un ospite d'onore di origine, anzi abita anche ancora adesso in Iran, sta a significare anche questo a livello simbolico. Quindi un momento in cui i bambini possono immaginare, sognare e toccare con mano quello che è appunto l'immagine della fantasia e la fiaba. Sarno è appunto il paese delle fiabe, ma per noi adulti può significare anche un momento di riflessione sia logica, razionale, ma anche interiore dell'anima. Le 4 sezioni ce le può indicare? Sono l'ospite d'onore, il panorama, il tema e la pedagogia. Sarmede, grazie a questa mostra internazionale dell'illustrazione, ha costruito un ecosistema creato appunto basatosi sull'illustrazione e questo lo dobbiamo ovviamente al grande artista Stepan Zavrel, che proprio quest'anno la fondazione ha festeggiato con un bellissimo premio dato dal Ministero della Cultura ceca e dall'Università Facoltà di Design di West Bohemia a Pilsen. Un premio meritato perché dovete sapere che Stepan Zavrel comunque è stato un profugo, un profugo che è scappato dal suo paese, quindi questa ferita per lui c'è sempre stata e dopo 25 anni dalla sua morte è riuscita a essere rimarginata e hanno riconosciuto la grande diciamo, importanza di questo artista anche in Repubblica Ceca. Dicevo, abbiamo costruito un ecosistema culturale sull'illustrazione perché accanto alla mostra c'è anche la scuola di illustrazione, c'è il museo, e c'è anche dallo scorso anno una mostra permanente che si chiama Il Sole Ritrovato, che ricostruisce la storia di questa grande e interessante comunità di artisti stranieri, soprattutto della Repubblica Ceca, che hanno costituito l'ossatura poi di tutta la mostra, ma anche e soprattutto la particolarità di questo diciamo, cambiamento di destino di questo paese, perché accanto a questo ci sono anche 70 affreschi, ci sono le fiere del teatro, quindi l'ecosistema si è completato. Allora, lei ha parlato di 2 sottotracce che caratterizzano questa edizione, la 42esima della mostra. Sì, sono 2 elementi che il curatore mette in rilievo proprio all'interno dei testi critici del catalogo e che sono il collage e lo stile naif. Sono diciamo 2 modi, uno è una tecnica artistica, l'altro è
lui lo definisce, il curatore lo definisce un modo stilistico, e fanno parte proprio dell'arte e che diventano però in questo caso racconto di qualcos'altro. Il collage in particolare è una tecnica particolarmente utilizzata dall'ospite d'onore Narges Mohammadi, ma anche da tante altre illustratrici e illustratori in mostra. Ed il collage è una tecnica che mette insieme tanti elementi diversi, piccoli, e che presi singolarmente magari potrebbero non avere significato o comunque non hanno la stessa importanza, lo stesso valore se di tutti gli elementi messi insieme, che è appunto il collage vero e proprio. E come dice il nostro curatore, creano una narrazione complessa, ricca di sfumature e possiamo aggiungere appunto priva di limiti netti, e questo credo sia anche una metafora di un'idea di arte e di vita. Così lo stile naif è caratterizzato dalla spontaneità, dallo stupore, dalla meraviglia, che sono altre emozioni o condizioni tipiche del mondo dell'infanzia, no? Ed è forse anche questa appunto l'impronta o la sottotraccia che noi possiamo ritrovare all'interno di questa mostra, cioè questa condizione di meraviglia in cui ci immergiamo e che ci fa recuperare una parte di noi spesso rimasta silenziosa, spesso dimenticata, e che credo sia invece la vera ricchezza, il vero valore dell'esperienza artistica.